Ben ritrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro Intermizzo e ARPAV. Il mondo agricolo e quello della cooperazione agricola stanno percorrendo una strada delle filiere tracciate e sostenibili come un'opportunità di crescita e di valorizzazione delle produzioni. Lo standard volontario di certificazione cereali semioleosi sostenibili di CSQA rappresenta una visione e un approccio riconosciuti e accettati nel settore del mercato nazionale e internazionale. Lo standard si applica alla filiera cerealicola e dei semioleosi fino ai relativi derivati e alle produzioni trasformate ottenute con materie prime sostenibili purché provenienti da semi non geneticamente modificati. Inizia dalla fase agricola l'obiettivo di definire tecniche di coltivazione e trasformazione volte alla produzione di un prodotto sostenibile secondo 3 pilastri fondamentali della sostenibilità ambientale, economico e sociale. Può essere applicato da raggruppamenti di aziende organizzate in filiera con un soggetto capofila. In questo servizio vi parliamo delle conseguenze della siccità sulle patate, in particolare nelle zone comprese tra il Basso Padovano e il Basso Vicentino, dove si concentra l'80% della produzione regionale. Attacco di insetti quali elateridi e tignola ed ora la siccità. Per le colture di patate sono anni complicati. In Veneto ci sono 3.500 ettari coltivati a patate, l'80% concentrato tra le zone di Montagnana e Lonigo, tra la Bassa Padovana e il Basso Vicentino. Siamo andati a vedere lo stato dei campi e gli interventi che le aziende, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, stanno adottando. E che ci obbliga anche a fare degli interventi per proteggere la cultura, che quando arriva a maturazione con un terreno molto secco che tende a creare delle crepe, il sole e il caldo può danneggiare ulteriormente il tubero che è maturo, scottandolo o inverdendolo. Così dobbiamo fare delle azioni meccaniche per andare a ricompattare il terreno e a proteggere il più possibile il tubero prima della raccolta. Le linee agronomiche dettate dal Servizio Regionale Fitosanitario trovano un valido aiuto anche nella tecnologia applicata da aziende all'avanguardia. E poi dei sensori di umidità del terreno che ci fanno capire appunto l'umidità del terreno e quanta acqua serve per la nostra cultura. Su questo fronte, che è il problema più immediato, appunto l'irrigazione della patata a fronte della siccità, del calore che c'è e della mancanza idrica, della mancanza di acqua, abbiamo appunto installato questi sensori e abbiamo cercato di costruire delle tesi irrigue che ci portino a usare la minor acqua possibile per comunque sfruttare tutto il potenziale dei nostri terreni e della nostra cultura. E anche in questa puntata andiamo a analizzare i dati del report di Veneto Agricoltura sull'agroalimentare Veneto, disponibile sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org. Parliamo oggi in particolare delle prime stime per il 2022 nel comparto zootecnico del Veneto. La produzione di latte in Veneto nei primi mesi del 2022 si conferma sui livelli del 2021, grazie a Verona più 3,5% nel primo trimestre, mentre calano un po' tutte le altre province, in particolare Belluno e Rovigo. Sul fronte del prezzo del latte alla stalla vi è un chiaro aumento con quotazioni ben sopra i 40 euro all'ettolitro e massime anche a 45 euro all'ettolitro. Il trend nazionale delle macellazioni del bovino da carne risulta in crescita nel primo trimestre, più 4% rispetto allo stesso trimestre del 2021, così anche in Veneto. Per il comparto suinicolo i dati del primo trimestre sulle macellazioni indicano una discreta riduzione dei capi macellati intorno al 5,3%. La riduzione delle macellazioni è contribuita ad un recupero delle quotazioni rispetto agli ultimi mesi del 2021, riportando i prezzi su valori intorno ai superiori a 1,6 euro al chilo. L'aspetto più evidente della filiera avicola nei primi mesi del 2022 è la forte crescita dei prezzi di mercato all'origine, sia per i polli da carne che per i tacchini da carne, oltre il 50%, non del tutto spiegabile con l'aumento dei costi di produzione. Come sempre spazio anche al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
Tra le colture in campo permane il periodo di stress provocato dalle alte temperature, che ha come conseguenza un rallentamento dell'ingrossamento dei frutti, che in genere risultano di pezzatura non elevata. La siccità accentua anche i danni su frutti ancora acerbi da parte di uccelli e insetti che li utilizzano come fonte d'acqua. In previsione la settimana trascorrerà all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore progressivo aumento, fino a valori anche molto elevati nella seconda metà del periodo. Le piogge continueranno ad essere in prevalenza assenti, salvo qualche locale fenomeno anche temporalesco, specie sulle zone montane. Chilometri zero, prodotti stagionali, ecco le ricette di cucina dello chef Alessandro Mazzone. Anche oggi una ricetta con questo caldo che ci affligge di mare. Si sono appena conclusi da poco gli stati generali della pesca del Veneto a Chioggia e oggi andiamo ad utilizzare tutto il pesce del nostro Adriatico. Andremo a utilizzare anche un po' di frutta sempre dei nostri orti veneti. Andiamo a sistemare la nostra ostrica Clou di Chioggia. Le alici sono state precedentemente marinate, il nostro carpaccio di ricciola, il tonno, questa tartare di seppie, la capasanta che abbiamo tagliato a rondelle e per terminare andremo a sistemare i 2 crostacei, un po' di frutta e terminiamo utilizzando un'essenza all'arancio sugli scampi e un'essenza al limone invece sui gamberi rossi. Andiamo a abbinare un eccezionale vino Dorona 2018 IGT, un vino suadente con un pizzico di sapidità ma fantastico nell'abbinamento con il pesce crudo. Buon divertimento! Bene, questo è veramente tutto. AgriNews vi aspetta come sempre nella prossima puntata. Arrivederci.